Una lastra d'acciaio da 35 kg, spessa 1 centimetro e realizzata dall'artigiano di Uras Fernando Siddi, rivendica con lettere in alto rilievo, a 1834 metri d'altezza, il nome della vetta più alta del Gennargentu, che da Punta alla Marmora diventa Punta Amsicora. Un'operazione che gli indipendentisti guidati da Dodore Meloni considerano una riappropriazione naturale e il riconoscimento di una verità storica. La cosa strana è la prima intitolazione, ha spiegato oggi il Presidente della Repubblica di Maluentu, non quella dedicata al patriota sardo, come se i Galli avessero tributato onori, statue o strade a Cesare invece che a Vercingetorige, e spiega. La Marmora non fece nessun bene alla Sardegna, ma semplicemente venne in Sardegna per dare gli strumenti ai Savoy di poterci espropriare tutti i terreni in forma legale, tipo l'editto delle chiudende. Invece Amsicora perché merita questo onore? Amsicora è un eroe sardo, era anche lui un latifondista, aveva dei grossi possedimenti, però si armò e combatté contro le legioni romane, che non era una cosa di poca cosa in quegli anni, e cui perse la vita anche il figlio Iosto, che quando lui si suicidò era per la perdita del figlio. Con queste motivazioni la richiesta al Consiglio regionale del riconoscimento ufficiale del cambio di nome. Il primo passo di un processo inarrestabile. Nei prossimi giorni la 131 Carlo Felice diventerà strada statale Iosto, figlio d'Ansicora.